Vorrei chiedere subito al dottor Bellati cosa vuol dire autonomia, perché molti, adesso c'è un po' la moda, diciamo, come dire, la chiamo la moda perché comunque il termine forse è corretto, tutti su Facebook si fanno forti, sì, facciamo l'autonomia. Però ecco, spieghiamo il senso dell'autonomia, perché molti pensano che sia solo una questione economica, vogliamo i SKEI cosiddetti, lo dico anche male, dell'avanzo delle tasse, però spieghiamolo anche dal punto di vista proprio sociologico e relazionale. Ben detto, infatti l'aspetto del denaro è l'ultimo come importanza, è più importante di più l'aspetto proprio del concetto di responsabilità, che è un concetto che quindi è staccato dal concetto per forza abbiamo soldi in più, abbiamo soldi in meno, fatti diciamo più che riguardano l'ambito dei cosiddetti SKEI. È una questione che riguarda tutto il nostro paese, la possiamo declinare anche sul livello veneziano. Il nostro paese, tutti i cittadini sanno, no, che quando c'è qualcosa che non va è sempre difficile capire chi è responsabile. Perché? Perché c'è una confusione di ruoli, di competenze, di incarichi di lavoro all'interno della pubblica amministrazione, è una serie quindi di sovraccavallamenti che creano confusione e impediscono di risolvere quindi anche i problemi, perché se tu non trovi il responsabile e o lo premi se fa bene o lo colpisci se fa male, alla fine le cose non si risolvono ed è una delle grandi ragioni per cui il nostro è un paese inefficiente, un paese costoso che crea debito pubblico e che soprattutto allontana anche investitori che vogliono non venire a fare i rapaci e portarci via le imprese, ma a restare nel paese, perché effettivamente è un problema di confusione, di complicazione amministrativa e di tutta un'altra serie di conseguenze. Questo lo si può trovare anche a livello locale ed ecco perché rimane sempre attuale, anche se, come si sa, siamo noi che vogliamo il referendum per l'autonomia di Venezia e di Mestre, cioè creare due comuni, che non è nulla di così, diciamo, complesso o pericoloso o stravolgente, è semplicemente dare un'amministrazione autonoma a delle realtà che sono diverse. Credo che spiegare una cosa in questa maniera sia il modo più semplice. Abbiamo due realtà molto diverse, che non sono dei comunelli di montagna che hanno 500.000 anime, ma Venezia con le isole fa 82.000, circa 200.000 Mestre, quindi due realtà importanti che hanno necessità di risolvere i loro problemi. Se qualcuno dei telespettatori o di noi mi dimostra che in tutti questi decenni noi abbiamo avuto la soluzione dei problemi per Venezia e Mestre, prima di tutto per esempio per Venezia il non spopolamento, anzi il ripopolamento della città, allora io potrei anche dire beh vabbè andiamo avanti così. Ma siccome è difficile dimostrare che abbiamo avuto delle soluzioni a tanti problemi, ecco che dobbiamo avere il coraggio di dire, che non è che ci voglia tanto coraggio, di dire facciamo due amministrazioni autonome, questo è l'obiettivo.